Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Sono ricominciate oggi le somministrazioni di AstraZeneca all'ospedale di Udine. Altre 279.000 dosi del vaccino di Oxford verranno recapitate in tutta Italia la prossima settimana, ma il vero cambio di passo nelle vaccinazioni è previsto per dopo metà aprile, quando arriverà anche Johnson & Johnson. Nel frattempo il dato dei contagi settimanali fa segnare nuovi picchi, anche se la curva pare in calo. Sentiamo tutto in questo primo servizio. Tutti nuovamente in fila all'ospedale di Udine. Alle 16:30 sono riprese nuovamente le vaccinazioni di AstraZeneca. Insegnanti e personale del tribunale si sono presentati al primo piano del Santa Maria Misericordia per la prima iniezione. Lei non ha rinunciato, per lei non c'è nessun problema? No, se me lo fanno non c'è nessun problema. Si vaccina con AstraZeneca, nessun problema? Sì, se mi daranno quello prenderò quello, se riterranno che non è adatto a me non mi vaccinerà. Ho fiducia nei medici. Non mi preoccupa, anzi, dobbiamo farlo. Tutti dovrebbero farlo. Il destino mi metterà una mano sulla testa, bisogna assolutamente non avere nessuna paura, assolutamente. Io faccio sempre il rapporto con quanti milioni di vaccinazioni sono state fatte, giustamente le problematiche che sono state viste, se sono collegate, sono particolari, però parliamo sempre di tanti milioni di vaccinazioni, insomma, ecco. C'è paura per la pandemia, sì, anche perché se non ci vacciniamo durerà. Bisogna farlo. La campagna di somministrazione continua a singhiozzo. L'invio di altre dosi proprio del vaccino di Oxford sono slittate questa settimana, ma arriveranno lunedì. Ciò non inficerà sull'intera campagna, che è pronta a cambiare di passo con l'arrivo di Johnson & Johnson e con 500.000 inoculazioni al giorno, e questa è la promessa del commissario Figliuolo, a partire da metà aprile. Nel frattempo, come rivela la Sissa di Trieste, continua il peggioramento della curva pandemica in regione, anche se ad un ritmo in calo che fa sperare nel raggiungimento a breve del picco. 5.581 i nuovi casi rilevati nella settimana appena conclusa rispetto ai 4.968 della settimana precedente, con un incremento del 12%. Si tratta dell'incremento assoluto più alto della pandemia. E va progressivamente ridimensionandosi in Friuli Venezia Giulia l'alto numero di cancellazioni delle prenotazioni da parte di persone che avrebbero dovuto vaccinarsi con AstraZeneca. Ricordiamo che erano un terzo delle persone quelle che avevano rifiutato la prenotazione. A riportarlo è l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, segnalando che in queste ore sono stati tanti coloro che hanno accettato la somministrazione. Sono 906 contagi segnalati oggi, su 7.399 tamponi molecolari sono stati rilevati 620 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,38%. Sono inoltre 3.938 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 286 casi, 7,26%. I decessi registrati sono 12, a cui si sommano 2 morti pregresse. I ricoveri in terapia intensiva hanno raggiunto il numero di 80, il picco massimo, mentre quelli in altri reparti risultano essere 564. C'è anche una buona notizia: nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate in queste strutture. E oggi è stato anche il primo giorno di weekend di zona rossa in Friuli Venezia Giulia, città semivuota. A risentirsi della scarsa circolazione è stato il mercato di Udine. Gli ambulanti considerano discriminanti alcune misure adottate dal governo e annunciano per la prossima settimana una protesta davanti al Palazzo della Regione. La polizia locale di Udine e gli steward pagati dagli stessi ambulanti passeggiano tra le bancarelle, ma non ce n'è bisogno. Il mercato di Viale Vat si presenta così, semivuoto. Pochi stand e non i soliti visitatori. È l'effetto della zona rossa che limita la circolazione della gente e mette al ginocchio la stessa categoria. La gente non viene fuori, ha paura, non spende, non si sa cosa stia succedendo, ecco, questo è. Assolutamente. La merce costa e i prodotti hanno tirato sui prezzi nei vari mercati e la gente non acquista. Non c'è più gente. Eccolo qua, guarda, basta vedere, a quest'ora doveva essere pieno con la roba da mangiare, invece niente. Va meglio, sembra, per i florovivaisti che hanno la deroga di tenere aperti. È un periodo non tanto felice, insomma, diciamo la verità. Ma è come primo lockdown oppure meglio? E così e così, un pochino mi sembra un pochino meglio, perché siamo presenti almeno noi, dei fiori.
Non è così per il settore tessile e proprio loro, gli ambulanti, protestano perché denunciano storture nel DPCM con negozi specializzati aperti e alcune bancarelle che vendono la stessa merceologia chiuse. Per questo motivo in settimana si terrà una protesta a Trieste. La richiesta è una sola: o tutti aperti o tutti chiusi. Questa vergogna, o siamo tutti chiusi o tutti aperti, perché sennò ci scagliamo uno contro l'altro. Arrivano i primi commenti a caldo da parte delle categorie economiche sul decreto sostegni, da parte del Consiglio dei Ministri. E per il presidente di Confcommercio regionale Giovanni D'Apozzo si tratta di misure di ristoro ancora insufficienti, con parametri troppo selettivi, ma che danno comunque almeno una risposta più equilibrata rispetto a quanto fatto in passato. Fondamentale, oltre alla proroga della cassa Covid, aver finalmente superato il sistema dei codici Ateco. Preoccupa invece un intervento da 11 miliardi a favore di circa 3 milioni di partite IVA tra imprese e professionisti a fronte di una spesa per consumi calata nel 2020 di quasi 130 miliardi. Per il presidente di Confartigianato regionale Graziano Tilatti è indubbiamente un passo avanti nella direzione giusta, non ci sono più i codici Ateco, sono previsti fondi specifici per la montagna e anche per la filiera del wedding. È tempo però, conclude Tilatti, di progettare modalità di accompagnamento fuori dalla crisi con una prospettiva decennale. Le imprese necessitano, dice, di prestiti a 20-30 anni e serve una copertura del 100% della perdita del fatturato 2020 in rapporto a quella del 2019. Voltiamo pagina. 5 anni fa moriva in Spagna, dove si trovava in Erasmus, Elisa Valent. Con la studentessa friulana morirono altre 12 studentesse in uno schianto tra un bus e un'auto. Da quel 20 marzo 2016 non c'è alcun colpevole di quell'incidente. E a distanza di 5 anni da quella tragedia parla la madre Anna in questo videomessaggio e dice: vogliamo la verità. Sono passati 5 anni da quel maledetto 20 marzo del 2016 e ancora non abbiamo avuto giustizia per Elisa e per le sue compagne. Era il 20 marzo 2016 quando un autobus che accompagnava Elisa Valent, studentessa friulana, e altre 12 compagne Erasmus si schiantò contro un'auto a Freginals, in Spagna, un sinistro fatale per il quale ancora non c'è un colpevole. La magistratura spagnola aveva iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo, ma nonostante le risultanze probatorie delle indagini, la giustizia iberica aveva deciso di archiviare l'inchiesta. Nel gennaio 2017 il tribunale spagnolo di Amposta, in Catalogna, grazie alla tenacia delle famiglie delle vittime, aveva deciso di riaprire l'investigazione sull'incidente e interrogare il conducente dell'autobus, ma il procedimento a suo carico era stato nuovamente archiviato. Dopo 3 tentativi di archiviazione, nelle scorse settimane il pubblico ministero spagnolo ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo il responsabile, che sarebbe l'autista. Tra Covid e errori di notifica della magistratura spagnola, ora è arrivato il momento dell'attesa. Elisa purtroppo non tornerà mai più dalla sua famiglia, che vuole però solo una cosa: la verità. Io dico, se noi non abbiamo un responsabile, di chi è la colpa di questo disastro? È colpa di Elisa? È colpa delle sue compagne perché sono salite in quella maledetta corriera? Protesta questa mattina a Udine Est per il progetto di un centro di raccolta rifiuti. I cittadini chiedono di annullare l'opera e hanno raccolto finora 600 firme. Sentiamo le interviste. Io ho firmato contro il centro rifiuti che doveva sorgere in Viale Forze Armate, dando una mano alla raccolta di San Gottardo. Dopodiché 880 firme hanno bloccato la realizzazione in Viale Forze Armate. A Irizzi, dove si parlava di una ecopiazzola anche a Irizzi, sono bastate 2 dichiarazioni. Il comune che cosa pensa? Di scaricare il problema soltanto sul quartiere di Giusto, perché è un quartiere popolare. Questo è razzismo sociale. Assolutamente non vogliamo nessun centro raccolta né qua né in città, perché diciamolo, questo è un bene comune, questa parte verde dove tantissima gente viene qua a giocare, a passeggiare, a camminare. Siamo convinti che il Comune di Udine sarà in grado di trovare altre soluzioni. Implementiamo magari già le realtà preesistenti, quindi Udine Nord, Udine Sud, e ci si mette intorno a un tavolo. Questo lo faranno i politici e noi ci affidiamo e saranno sicuramente in grado di trovare la soluzione giusta. Un posto multietnico, ci vogliamo bene, lo più importante, vogliamo bene il nostro quartiere e per quello diciamo no. È l'ennesima questa opera calata dall'alto dall'amministrazione comunale. Qua ci passa l'FG4, ha un valore anche turistico, paesaggistico importantissimo. Basta opere calate dall'alto. Con le restrizioni. Allora, l'obiettivo è arrivare a 900.
La cronaca è presa in poche ore il rapinatore che ha colpito questa mattina nella farmacia di via Butrio a Udine dopo aver puntato un cacciavite e una lama in direzione del titolare del punto vendita. A identificarlo gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine, grazie a una veloce indagine svolta dagli uomini della squadra mobile diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolano. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Si tratta di un uomo di 45 anni domiciliato a Udine. Prima di rapinare la farmacia, dove si è fatto consegnare circa 200 euro, aveva tentato di rapinare 2 anziane sorelle che vivono sempre a Udine. Un uomo di Rive d'Arcano e uno di Pasan di Prato sono le ultime 2 vittime di raggiri. Nel primo caso un 58enne di Rive d'Arcano, contattato telefonicamente da uno sconosciuto che aveva messo in vendita online del mobilio, è stato convinto a recarsi a uno sportello bancomat dove, anziché ricevere il denaro per la vendita del mobilio, ha versato ai malviventi la somma di 1.200 euro. E devono rispondere di truffa in concorso un uomo di 61 anni di Trieste, 2 cittadini del Bangladesh di 37 e 65 anni, denunciati dai carabinieri della stazione di Fagagna. Nel secondo caso un 64enne di Pasan di Prato si è fatto convincere a recarsi a uno sportello bancomat pensando di ricevere i soldi sul suo conto corrente per la vendita di un banco di utensili che aveva messo sempre in offerta online, ma è stato truffato. Alla fine ha versato 2.900 euro su 2 conti correnti di 2 truffatori. Si tratta di un ragazzo di 22 anni di Avellino e un uomo di 50 anni di Brescia che ora sono denunciati. È stata brevettata e certificata in Friuli una cover igienica rivoluzionaria per i telecomandi della TV. Ideata in epoca pre-Covid, risulta molto utile in questi tempi di emergenza sanitaria, garantisce a chi impugna il telecomando di essere il primo utilizzatore. La prima struttura ricettiva del Friuli ad adottarla è la Dimoret. Chissà quante volte, andando magari in albergo, vi siete trovati ad impugnare un telecomando e a chiedervi se fosse stato igienizzato, chissà quante persone l'hanno tenuto in mano prima. E da una riflessione di questo tipo è nata un'interessante soluzione che è stata brevettata e certificata proprio qui in Friuli. Questa idea nasce in tempi non sospetti di Covid, nel 2014, quando insieme a degli amici che oggi sono cotitolari con me di questo brevetto Igicov, di questa soluzione innovativa, viaggiando parecchio abbiamo sempre diffidato dall'igiene dei telecomandi che vengono passati di mano in mano e quindi dove vengono veicolati virus, batteri e agenti patogeni. Siamo arrivati a una soluzione innovativa, una soluzione che è stata certificata a prova della sua sterilità e aseticità, che dà la sicurezza totale all'utilizzatore appunto del dispositivo, che sta utilizzando lo strumento in modo perfettamente sicuro. La soluzione che avete ideato in che cosa differisce rispetto alle cover che siamo abituati a vedere in commercio? Sta nel fatto di poter identificare in modo inequivocabile il primo utilizzo da parte dell'utilizzatore. La nostra soluzione funziona in questo modo. Una volta che il dispositivo, il telecomando è inserito al suo interno, il cliente, in questo caso delle strutture ricettive, arriverà in albergo, non farà altro che, seguendo le istruzioni che sono riportate sul retro, eliminare la sua custodia protettiva, ed ecco che in questo momento io sto utilizzando il telecomando in modo perfettamente sicuro e perfettamente igienico, perché nessuno può aver toccato questa superficie prima di me. Questa soluzione è stata brevettata da una società che è stata costituita a Pordenone, quindi in Friuli. La prima persona che ha saputo cogliere questa soluzione innovativa è il signor Marini Edoardo dell'hotel La Dimoret. Queste nostre cover igieniche monouso possono essere utilizzate anche per altre apparecchiature, perché sono personalizzabili, e ovviamente non solo nelle strutture ricettive, ma anche nelle strutture sanitarie, nei B&B, nella grande distribuzione, nelle navi da crociera e tutte le altre strutture dove vengono utilizzati dispositivi ad uso comune. Si è spento a 79 anni Franco Dorbolò, pioniere della produzione artigianale della gubana e degli strucchi. Dorbolò fu tra i primi a far conoscere al di fuori del territorio d'origine il dolce, puntando tutto sulla qualità dei prodotti e sulla ricetta originaria. Dorbolò lascia i fratelli Eliseo e Alberto, oltre alla moglie e alle figlie. Le esequie si terranno a San Pietro Natisone martedì alle 11 in forma privata. Chiudiamo con lo sport e sentiamo ora le parole di Mister Gotti alla vigilia della partita contro la Lazio. Venire da un buon momento ti dà delle sicurezze, ti dà qualche consapevolezza in più, un po' di autostima. L'errore grandissimo che non si deve fare mai è quello di cullarsi
di quel poco o tanto di buono che si è appena fatto, perché nello sport bisogna avere la forza di resettare e ritrovare le motivazioni massime per quello che è l'impegno che deve ancora venire. Cambierà anche il tipo di partita di domani, considerando che adesso ci sono attaccanti con caratteristiche diverse. La cosa più importante secondo me di Llorente, e non solo di Llorente, perché è un po' quello che sta succedendo in questa Udinese, è che lui, come tutti, sta cercando di mettere tutto quello che ha a disposizione del gruppo. Questa è la parte più importante. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.